Ben ritrovati dalla redazione. Con l'arrivo delle prime precipitazioni nel pomeriggio di ieri si è interrotta l'attività di mezzi aerei impegnati nello spegnimento dell'incendio sul monte Cima d'Ors a Moggio Udinese. Sono state pertanto informate le autorità carinziane che non si sarebbe proseguito con il rifornimento di acqua al lago Weissensee. Il rogo divampato lo scorso 19 agosto presenta più focolai, al momento sotto controllo. Anche il personale del Corpo Forestale Regionale, i volontari AIB delle squadre comunali impegnate sulla linea di attingimento delle vasche sono rientrati. Monfalcone, l'equipaggio della portacontainer AL Filk 4.388 tonnellate di stazza lorda è tenuto in condizioni disumane. Lo ha riscontrato la Capitaneria di Porto di Monfalcone a seguito di uno specifico sopralluogo avvenuto nella giornata di venerdì scorso, e dalle verifiche condotte a bordo dello scafo battente bandiera Tanzania è scaturito nelle ultimissime ore con un provvedimento che non ha precedenti allo scalo. L'autorità marittima ha infatti intimato all'armatore attraverso formale diffida per il tramite dell'agenzia raccomandataria Friul Trans, suo rappresentante legale sul territorio, di effettuare lo sbarco e il rimpatrio di tutto il personale attualmente presente. Il Comune di Trieste è il primo capoluogo di regione ad aver superato con esito positivo la procedura di asseverazione relativa alla misura 1.4.1, esperienza del cittadino nei servizi pubblici del PNRR. La misura è volta a promuovere la digitalizzazione e l'efficientamento della pubblica amministrazione con un focus particolare sulla semplificazione dei processi e sul miglioramento dell'accessibilità dei servizi per i cittadini e le imprese. Dopo l'annuncio della chiusura degli uffici postali di Greta e San Vito, Poste Italiane in una nota assicura che la qualità del servizio sarà mantenuta a Trieste. Non sono dello stesso avviso però le circoscrizioni di riferimento, e tra i residenti è pronta a partire anche una raccolta firme. Nei giorni scorsi infatti sono apparsi, lo ricordiamo, i cartelli che annunciano la chiusura definitiva il prossimo 30 settembre. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo nuvoloso coperto con rovesci e temporali, ancora possibile qualche temporale forte, poi cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana. Nel pomeriggio ancora possibili rovesci sparsi o qualche temporale più probabile in montagna e sulle zone orientali, temperature in ulteriore calo. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 17 e 20 gradi, sulla costa fra 20 e 23, le massime ovunque fra 24 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.